ora in onda l'angolo della musica classica. Conduce in studio Oretta Pierotti Cei. Buongiorno carissimi amici, eccoci arrivati all'8 novembre, 8 novembre 2025, si assottiglia anche questo anno purtroppo. E allora diamo un saluto alla nostra preziosissima Natalia, nostra cara tecnica, ma soprattutto il benvenuto a due giovanissimi ospiti, Pietro vai avanti tu. Miragoli, perché c'è l'accento, e Carlotta Martinelli. Giovanissimi, sono nati nel 2000, quindi in questo nuovo millennio, quindi siete veramente molto molto giovani. Pietro nel 2000 e Carlotta addirittura nel 2002 e 2002. Chi sono questi giovani amici? Pietro Miragoli, giusto? Pianista, e Carlotta Martinelli invece flautista. Bene, benvenuti cari musicisti. Grazie. Allora, Pietro, un breve cenno su Pietro, intanto infilo gli occhiali perché diversamente a memoria non ricordo. Pietro, intanto sei nato dove, Pietro? Io sono nato a Crema. Avvicinati pure un pochino al Ok. microfono. Io sono nato a Crema nel 2000 e io ho iniziato a suonare il pianoforte all'età di 12 anni in Crema. Il mio primissimo maestro di musica fu Fabio Merlini, che era stato un pianista. Poi successivamente ho studiato al Civico Istituto Musicale Folcioni, che era questa scuola di Crema, con il maestro Simone Bolzoni, e poi ho proseguito lo studio del pianoforte in maniera accademica al Conservatorio Niccolini di Piacenza, dove hai incontrato Carlotta. Esatto. E invece Carlotta, tu sei nata dove? Io sono nata a Como e poi ho iniziato a studiare lì in conservatorio quando ero al liceo, e con Saletti, il mio maestro, che poi ha deciso di trasferirsi a Piacenza, e quindi l'ho seguito per studiare con lui, ed è lì che ho conosciuto poi Pietro. Ecco, Esatto. ma un pianista con una flautista come si sono incontrati? Perché solitamente ognuno segue il proprio strumento, il proprio docente e non incontra gli altri. È vero, è stato un caso bello, un bellissimo caso, per un progetto che era partito presso il conservatorio con una scuola americana, un Erasmus, e mi avevan chiesto di suonare. Io non lo conoscevo e quindi ci siamo visti lì per la prima volta, e da subito c'è stato questo feeling musicale e personale. Da lì poi appunto abbiamo deciso di continuare un po' a suonare insieme. E di questo poi parleremo nell'ascolto dei brani che sentiremo. Ma tu, Pietro, invece poi tu sei già diplomato, quindi hai già la tua, diciamo, è iniziata la tua carriera di pianista, ma anche di organista, dicevi, e studi anche al Conservatorio di Parma, perché stai proseguendo gli studi in un altro settore. Sì, esatto. Allora, dal punto di vista organistico, come dicevi tu, io ho sempre suonato l'organo parallelamente al pianoforte, sempre con la funzione di accompagnare le liturgie, perché io mi piace definirmi un organista liturgico proprio perché uso l'organo per l'accompagnamento delle funzioni e accompagnamento anche di cori, magari anche in ambito concertistico. E per quanto riguarda invece la prosecuzione dei miei studi, adesso vado a Parma, studio composizione in questo conservatorio insieme al maestro Luca Tessadrelli. Mandiamo un saluto molto Ecco, se ci sta affettuoso. ascoltando, ecco. Questo, esatto. Ecco, quindi tu sei già diplomato, già avviata una carriera, diciamo, concertistica e lavorativa, mentre tu, Carlotta, sei ancora studente al conservatorio. Io sono ancora studente, questo è il mio ultimo anno di biennio, quindi poi anche per me si aprirà il futuro e vedremo che cosa riserva. Beh, ma quando uno è bravo così, il futuro dovrebbe già essere abbastanza tranquillo e sereno, insomma, speriamo, auguriamocelo. Speriamo. Poi hai anche partecipato a dei concorsi, Sì. no? Siete entrambi, no? Avete partecipato a dei concorsi. Vediamo, Carlotta ha iniziato il flauto, vabbè, lo studio del flauto l'hai detto già tu, hai frequentato diverse masterclass. Sì, insomma. E sei vincitrice del primo premio assoluto in 2 prestigiosi concorsi.
Sì, uno a Genova e uno a Voghera. Sono tutte esperienze che formano sempre. E che cosa ti hanno dato appunto, oltre l'esperienza, questi concorsi? Dico, ti hanno offerto dei concerti, ti hanno dato la possibilità di Mi han suonare? Sì, la possibilità di suonare in concerti e comunque, ero ancora abbastanza piccola, giovane, ma già quello ti dà uno stimolo per impegnarsi ancora di più in quello che si ama fare, quindi nella musica. Ecco, allora caro Pietro Miragoli, no, scusami, l'accento, il Non nome, c'è problema. no, dillo tu perché come mai ci si sbaglia? Si sbagliano tutti? No, in tanti sì, però Miragoli. miracoli. Invece viene da dire, ma io i nomi qua ormai lo sanno, io li Ma no, non sbaglio c'è problema, regolarmente, no. li sbaglio regolarmente. Allora, vogliamo già, sentire qualche cosa del vostro duo, perché nel 2003, tu 2000 Pietro con Carlotta avete fondato il duo cameristico MS Duo, sì. che porta vi siete ispirati dai vostri cognomi, MM, no, MS Duo, carino. E avete ottenuto il secondo premio all'International Music Contest Regina Esperia di Como. E che cosa, diciamo comportato la vincita di questo premio? Da un punto di vista, diciamo professionale, ha comportato innanzitutto la conoscenza di altri musicisti della nostra età che provenivano anche dalla Svizzera, perché il concorso si è svolto a Como, quindi abbiamo avuto modo di gareggiare contro musicisti che studiavano al Conservatorio di Lugano, e abbiamo avuto modo anche di conoscere nuovi docenti, nuove realtà, nuove figure attive nel panorama musicale, tra Sì. cui cito per esempio il direttore d'orchestra Angelo Bolciaghi, che fu in commissione a questo concorso e mi diede l'idea di essere una persona assolutamente di grande cultura Sono sempre musicale. utili questi concorsi, comunque per portare il proprio nome un po' in giro alla conoscenza ecco, anche della giuria stessa, no, che conosce dei Esatto. giovani Sì. artisti. Senti, allora proviamo ad ascoltarvi. Poi, Carlotta ha portato anche il suo flauto, cosa che invece non ha fatto Pietro, non ha portato il pianoforte con sé. Invece Carlotta, con questo strumento più maneggevole, Comodo. è arrivata col suo flauto, quindi suonerà qualche cosa proprio in diretta per i nostri ascoltatori. Invece insieme che cosa offriamo al pubblico di Radio Libertà? Pietro. Allora, ho portato 2 tracce tratte dalla sonata Undine di Karl Reinecke, che è questa sonata ispirata al mito di Undine, e ho portato anche una traccia, di questo Fikret Amirov, un compositore proveniente dall'Azerbaigian del Novecento. È un compositore abbastanza sconosciuto ai più, ma che si ispira molto alla musica popolare della sua terra, della sua nazione, che secondo me merita di essere valutato. Allora partiamo con la Germania, con il Okay. compositore tedesco Reinecke. Ehm, sono 2 brani, cosa sono? 2, Carlotta? Sono È una sonata unica per flauto e piano che è È composta divisa. in movimenti? Esatto, esatto. E noi abbiamo deciso di prendere quelli che secondo noi erano un po' più significativi, che rappresentavano anche forse al meglio il personaggio che Reinecke ha voluto trasmettere in musica, che è quello di Undine. Quindi abbiam voluto riprendere un movimento più delicato anche. Quindi è musica descrittiva Sì, anche. molto, Va molto. bene, allora la nostra Natalia fa partire Reinecke.
Molto, molto bravi i nostri 2 giovani artisti, Pietro Miragoli e Carlotta Martinelli. Pianoforte e flauto in questa Ondine molto delicata di Karl Reinecke. Bellissimo, bravi veramente. E che cosa avete eseguito ancora di questo compositore tedesco che abbiamo visto qua sullo schermo, con i suoi bei baffoni alla tedesca? Avete eseguito, Pietro, altro di questo Ma per adesso autore? direi che no, solo Undine per adesso. In realtà anche l'unico autore tedesco che abbiamo affrontato fino adesso, perché nel nostro corso di studio abbiamo affrontato anche un autore francese che è Poulenc, abbiamo affrontato anche un autore italiano che è Fredo Casella, Bach abbiamo affrontato, ecco c'è Bach in realtà, Esatto, un altro autore sì. tedesco giustamente, mi stavo dimenticando, però quando abbiamo fatto Bach io ho suonato il clavicembalo, non il pianoforte, perché Certo, facevamo è una più sonata per flauto e clavicembalo. bello, bello, un bel duo, il duo Emmes, no, come li Giusto, chiamate? Sì. giusto, giusto. Emmes Duo, che appunto richiama i vostri cognomi, che iniziano entrambi per la M. Adesso che dunque tu torni a Parma per esempio
Lunedì che è un domani è domenica. Lunedì quale sarà la tua Ma giornata? lunedì avrò la mia prima lezione dell'anno di lettura della partitura. Io è già il secondo anno che sono a Parma e ho cambiato docente. Quest'anno sarò nella classe del maestro Davide Carmarino e appunto farò lettura della partitura, che è questa materia in cui sostanzialmente si impara a ridurre il pianoforte in maniera estemporanea a una partitura d'orchestra. Quindi, avendo davanti una partitura d'orchestra formata da tanti righi musicali, bisognerà cogliere a colpo d'occhio le linee principali, riuscire a tagliare le linee superflue per tenere appunto il materiale principale e ridurre il pianoforte in maniera estemporanea. Ques No, appunto come capita di ascoltare per esempio le sinfonie di Beethoven per versione pianoforte che Esatto, state sì, 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 ecco. sì, esatto. È un lavoro che serve molto a chi, ad esempio, vuole fare il direttore d'orchestra, perché aiuta a capire come si studia una partitura, ed è un lavoro che serve molto anche ai compositori, perché serve a capire come una partitura si scrive, come si scrive per determinati strumenti, come si, ad esempio, trattano gli archi, i fiati, esatto, quindi e anche capire un po' qual è il linguaggio usato dai vari compositori quando vanno a toccare il mondo orchestrale. Eh, bello complesso. Senti, invece il tuo lunedì, Carlotta? Il mio lunedì, diciamo che essendo all'ultimo anno, mi dedicherò totalmente allo studio del flauto, quindi adesso inizierà un po' la previsione di una tesi di laurea, che vedremo quando sarà, se a ottobre o luglio, e quindi tutto il giorno dedicato al mio flauto, la mattina di studio, poi una piccola pausa pomeridiana e poi si riprende. Adesso sto studiando i BER, il concerto per flauto e orchestra e la sonata per flauto e piano di Prokofiev. Di Prokofiev, beh, insomma 2 bel impegni che ti occuperanno Sì. abbastanza. Senti, mentre fra poco tu ti esibirai per i nostri ascoltatori, con che brano? Si chiama The Pied Piper di Jacob, che è un compositore inglese, contemporaneo che però, stranamente decide di riprendere molte melodie classiche e in particolare questo brano è interessante perché è per flauto solo e riprende quella che è la leggenda del pifferaio magico. Bene, allora fra poco, quando ti senti pronto poi lo suonerai. Tanto Va facciamo bene. magari qualche altro ascolto, ricordando che questo è un programma in diretta sempre, senza filtri né censure, quindi 02 lo facciamo dire al nostro amico, pianista con la sua voce maschile, ma ormai siamo tutte signore qua, signore e signorine. Lo vuoi dire tu che ce l'hai là in bello chiaro il numero Il numero, il numero di okay, il numero 02 9294 7222. ecco, benissimo. Allora questo è il nostro numero che il nostro pubblico vede comunque credo già in sovrimpressione sullo schermo e comunque un programma senza filtri né censure. Questa è una bellissima cosa della nostra radio. Senti, allora vogliamo fare un altro ascolto musicale, così poi magari passiamo anche a ricordare 2 appuntamenti che, ci saranno questa settimana e poi, Carlotta si scalda come il flauto Sì, va va scaldato, scaldato, va va scaldato. scaldato. Va bene, allora cosa partiamo? Questo compositore, è dell'Azerbaigian? Sì, va benissimo. Vediamo. Allora si chiama vuoi dirlo tu? Si chiama Fikret Amirov. Amirov. Va bene, allora sentiamo l'Azerbaigian che cosa ci offre.
No, pensavo che è inconfondibile un po' la musica di questi compositori, musicisti dell'Azerbaigian, tu citavi la Armenia, Esatto. veramente sono proprio, la loro musica, la senti che arriva da quelle parti, eh? Senti, mi dicevate che questo brano l'avete un po' scoperto per caso? Sì, è stato un caso. Volevamo trovare qualcosa di particolare, poco conosciuto nel repertorio per flauto e piano e che, diciamo, avesse la possibilità di, mettere al pari le 2 voci, quella del flauto e quella del pianoforte, perché spesso È vero, il pianoforte funge da accompagnamento, è ecco. vero. E invece in questo caso i 2 strumenti viaggiano di pari passo, Sì. nessuno sovrasta l'altro. Senti, abbiamo un attimo di in pausa pubblicitaria, ci siamo, Natalia? Siamo arrivati a un breve pausa pubblicitaria, poi ricorderò 2 appuntamenti e poi naturalmente continuiamo con i nostri giovani ospiti, i nostri giovani musicisti, Carlotta e Pietro, che sono ancora 2 minuti, va bene. Allora Carlotta, siete arrivati qua a Milano con Con i mezzi. con i mezzi. E il vostro, perché io, sono curiosa, il vostro, divertimento extra musica, Pietro, qual è? Lo sport, la cucina, La la lettura. lettura, bravo. Un particolare tipo di lettura? Ma attualmente mi sto dedicando un po' all'attualità, diciamo, Alla libri di attualità legati soprattutto ai conflitti che costellano un po' Ahi, la ahi. nostra giusto per informarmi, per approfondire cose, però di solito romanzo storico, Ecco, ecco. sì, quelli son molto piacevoli e interessanti. Mentre tu, Carlotta? Io, siccome il conservatorio non bastava, faccio anche un'altra università, studio comunicazione e media contemporanei e Brava. quindi la mia passione è il cinema. Ah, il cinema. Sì. Bene. Allora magari ti vedremo sullo schermo in qualità di attrice È magari. È t'è capitato, è capitato? capitato. E che p Adesso è uscito il film con Giulio Scarpati, Le stanze di Verdi, una piccola produzione, in verità un docufilm, e hanno fatto delle riprese in conservatorio e hanno messo qualche scena mia. Brava, complimenti. A questo punto linea a Natalia e poi riprendiamo il nostro percorso musicale. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Nei fine settimana riascolta i tuoi programmi preferiti. Domenica aspettati il meglio sui canali di Radio Libertà. Semplicemente la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. The room was completely
Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E torniamo in diretta, carissimi amici di Radio Libertà, dell'angolo della musica classica, con i nostri due giovani ospiti, i musicisti Pietro Miragoli. Esatto. Ho detto giusto. E questo accento che va di qua e va di là sulla Obi mi mette in confusione. E Carlotta Martinelli con il suo flauto. Se permettete, prima di riprendere il nostro discorso musicale, vorrei ricordare 2 appuntamenti. Chiedo a Natalia di mettere la locandina sullo schermo, quello di sabato 8 novembre. 8 novembre, ora dicono che era un poeta, omaggio a Luigi Tenco. Dunque, sabato 8 novembre, che sarebbe oggi, alle ore 21, sala della comunità Oasi a Locate Triulzi, quindi siamo in provincia di Milano. Questo programma ora dicono che era un poeta, con la voce recitante Augusto Zucchi, Federico De Bernardis i testi, Damiano D'Ambrosio arrangiamenti, Sarita Schiena la voce, Orchestra Saverio Mercadante, Maurizio Dones, un direttore d'orchestra, un caro amico che saluto, anche se in questo momento probabilmente non ci ascolta. Poi un altro appuntamento, scusate, allora, Wunderkammer, ovvero La stanza delle meraviglie, Luca Bossaglia con Roberto Cazzola, venerdì 14 novembre alle ore 21 per la stagione eventi speciali al Teatro di Stradella, alle ore 21, un teatro delizioso, veramente, quei teatri storici piccoli, deliziosi, veramente. E poi una tua collega, Carlotta, ovvero, aspetta che ripeschiamo anche la tua collega. Vediamo, scusa, un attimo, chiedo scusa anche agli ascoltatori, la vado a ripescare, ma non la trovo più e quindi eccola qua. Antonella Bini, la conosci Antonella Bini? Sì, sì. Antonella Bini è una flautista che ama moltissimo il Novecento, quindi si dedica particolarmente a questo tipo di composizioni. Novembre 25, Antonella Bini, flautista performer, è senza dubbio fra le migliori esecutrici dei repertori contemporanei. Confermi? È E vero. confermi. Premio Stockhausen, dunque, sabato 22 novembre, quindi cioè la settimana prossima, alle ore 16, anzi fra 2 settimane. Auditorium Sant'Alessandro, Accademia Santa Cecilia di Bergamo. A Crom si incontra con la SIMC, ovvero concerti e conferenze dell'Accademia Santa Cecilia di Bergamo, magari lo ricorderemo fra 2 settimane. Antonella Bini, musica contemporanea, ti piace la musica è un po' ostica, eh? È difficile sia da suonare e interpretare che da ascoltare. Sì, io dico la verità, faccio molta fatica ad ascoltare, cerco, mi sforzo, però preferisco quella che suonate voi. Rimaniamo in questo periodo. Senti, cosa vuoi fare? Vuoi passare al flauto Sì. per una esecuzione in diretta per i nostri ascoltatori? Sì, certo. Brava, che cosa? Questo brano di Jacob, che è questo compositore inglese che ha voluto riprendere la leggenda, il mito del pifferaio magico e quindi mettere in musica
questo brano che in verità è stato scritto per flauto e ottavino, ma io eseguirò solo la Per parte flauto. per flauto, esatto, per bontà anche delle orecchie. Ma no, ma non noi siamo, talmente golosi di musica che flauto, ottavino, flauto ci va bene comunque. Senti, qui hai lo spartito Qui ho lo d da spartito, cioè, ma suoni in piedi, suoni seduta, posso come suonare anche come seduta, vuoi tu, eh. come in Ah, orchestra. come no, giusto, è vero, è vero. Allora inquadra bene la nostra flautista, che devi un pochino spostarti per essere Spostare. bene, ecco. Caccio il mio collega. Ecco, no, perché è giusto che tu sia ripresa bene con il tuo flauto e lo spartito davanti che noi non Sì. vediamo e che tu giusto, come in orchestra. Sì, esatto, è qua. Eh sì, perché dobbiamo imparare anche a suonare seduti. Eh sì, anche se la voce forse si riesce meglio in piedi? Si riesce meglio in Eh, piedi sicuramente, perché c'è certo. tutta una questione di respiro, però da seduti è lavoro, bisogna imparare. Va bene, brava, allora ascoltiamo. Ma brava, Grazie. brava, applausi dalla nostra Natalia, dal tuo collega Pietro e naturalmente dalla sottoscritta. Brava, brava Carlotta. E per imparare questo brano quanto ci hai impiegato? Allora, è un brano Un po' particolare. impegnativo, Sì, diciamo che come scrittura non è una scrittura musicale difficile, perché sono note comunque in un registro comodo per il flauto, nel registro medio, quindi, di tecnica effettiva è, molto limitato rispetto ai brani che avete magari sentito prima. E qui c'è molto lavoro su quella che è l'interpretazione, quindi ho dovuto documentarmi su quello che era il mito del pifferaio magico, e questo si chiama l'incantesimo in particolare.
e quindi riuscire a immedesimarsi in questa atmosfera di leggenda, questa atmosfera Magia un di po'. magia, esatto. E quindi il lavoro principale che ho svolto su questo brano è stato proprio di interpretazione, molto di anche immedesimazione con me stessa, di ricerca del suono. Vedi però che cosa comporta l'esecuzione di un brano, poi all'interno c'è veramente tutto un lavoro così di psicologico anche. Molto. Eh, Di eh, introspezione. e il tuo collega Pietro cosa dice? Cosa ne dice? Bellissima esecuzione, ovviamente. È un brano che non conoscevo, soprattutto l'autore mi è ignoto, ma andrò ad approfondirlo soprattutto per, dal punto di vista compositivo, carpire queste atmosfere così, come posso dire, astratte ed evocative, ecco. Ci si può aggiungere anche un accompagnamento musicale? Puoi fare Ah così certo, si può studiare assolutamente, Vostro anzi potrei provare a farlo come allenamento. Bravo, ecco, così la prossima volta ce lo fai sentire. Senti, avete qualche concerto in programma? Avete qualche appuntamento che vi aspetta? Allora, insieme per ora no. Io adesso sto lavorando per il teatro di Piacenza. Sono nella bandina di scena per il Trittico Popolare di Verdi, che tra l'altro termina domani. Abbiam fatto Rigoletto, Traviata e Ah, che Trovatore, bravi. e quindi un bell'impegno, ma anche una bellissima esperienza. Immagino, certo. E per ora ecco, questo è il mio impegno principale, E poi poi avete vedremo. molto studio, entrambi. Senti, allora, abbiamo ancora un brano soltanto, no, io farei risentire, perché mi è piaciuto moltissimo, l'inizio ancora un attimo di quello che abbiamo di Reinecke, che abbiamo ascoltato all'inizio della trasmissione. Qualche minuto? Okay, va Certo. bene. Perché è veramente talmente bello, talmente particolare che Natalia, ce lo rimetti su per qualche minuto? Così chi l'ha perso prima lo assapora adesso.
Ecco, sfuviamo delicatamente su questo bellissimo brano che abbiamo voluto riproporre ai nostri ascoltatori, ma anche a me stessa, perché è veramente molto, molto bello questo brano di Reinecke. Senti, su che pianoforte l'hai suonato, Pietro? L'ho suonato su uno Steinway Sons, Ecco, infatti si sente. rimesso completamente a nuovo, tra l'altro un pianoforte prezioso, soprattutto per chi l'ha suonato prima di me, perché l'attuale proprietario del pianoforte m'ha raccontato che è stato suonato da Lazar Berman, che è stato un grandissimo pianista del secolo scorso, grandissimo interprete della musica di Liszt in particolare, quindi ammetto di aver suonato su quel pianoforte con un po' di soggezione, ecco. Perché voi dovete accontentarvi, in questo caso veramente una piacevolissima sorpresa trovare un pianoforte del genere, però voi pianisti vi capita un pianoforte anche spesso non propriamente uno Steinway, Esatto, capita un sì. po' di tutto, quindi dovete è come l'organista. L'organista mi han detto che io 2 settimane fa ho avuto ospite Maria Cecilia Farina, una grande organista, e mi ha detto che un pianoforte su 10 è in buone condizioni. Pensa, che cosa veramente forse ne abbiamo troppi, ogni chiesa ha il suo organo, quindi non tutti quindi trovare un bel pianoforte con un suono di questo genere È veramente raro. è raro e la musica insomma viene fuori con tutta la sua bellezza. È vero o no, Carlotta? Verissimo. Tu non hai problemi col tuo flauto? No, 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 il mio flauto adesso è da un po' che ce l'ho, vedremo se mi abbandonerà o meno per un pochino. La una volta, non so, qualche mese fa ho avuto ospite 3, giovani flautisti, 3 giovani strumentisti a fiato, e la flautista era molto emozionata perché sarebbe andata a Bergamo a comprare a prendere un flauto, d'oro che riceveva, acquistava ecco, quindi era Eh par beh sì, tutto un altro suono. è tutto un altro suono. Sicuramente il materiale influisce, Ci arriverai anche influisce. tu al flauto Sì, d'oro, eh? questo è argento, Ecco, questo è siamo argento. su un materiale prezioso comunque. Allora pronto? Sì, buongiorno, sono Luisa, chiamo da Pavia. Complimenti ai 2 maestri. Sono interessata, sulla storia del flauto, nel senso che essendo uno strumento molto, molto antico, come mai, uno sceglie per esempio di suonare il flauto piuttosto che un altro strumento? Grazie per la risposta. A te Carlotta. Allora, diciamo che la scelta del flauto varia molto, nel senso, questo è il flauto moderno, quindi ci sono fatti di metallo, di argento in questo caso, e i primi approcci si hanno scuole di musica, bande, quindi, così almeno è come io mi sono approcciata a questo strumento. Sicuramente poi andando avanti, si riesce anche ad apprezzare, altri modelli di flauto, ci sono i flauti antichi, tutti in legno. Io ho appena seguito una masterclass con Barthold Kuchen, che è uno dei più grandi flautisti di musica antica che ci sono ancora, e lui suona tutto su questi strumenti in legno, il traversiere, che sono completamente diversi, perché noi oggi vediamo il flauto con tutte queste chiavi e invece là è semplicemente il rapporto diretto col legno senza mezzi termini, insomma, senza queste chiavi, senza questi aiuti. È un mondo tutto nuovo che, purtroppo diciamo viene riscoperto adesso, ultimamente. E vabbè, verrai tu coi 2 strumenti, con un flauto a legno Speriamo, a farci speriamo. senz'altro, a farci sentire la differenza fra questi 2 flauti. Sicuramente il suono è molto diverso, anche l'intonazione. Immagino, immagino. Mentre tu Pietro invece verrai con una tua composizione, perché studi anche composizione, Esatto, porterò la quindi partitura, la farò vedere in telecamera. bravo, sì. E sentiremo che cosa anche le tue composizioni che cosa diciamo, su cosa verteranno, se sulla musica completamente moderna, se invece sarà un mix così, di musica del passato con, motivi di attuali, non so, hai già in mente qualcosa? Ma allora, il mio maestro Tessadrelli è un maestro che
va in modo va in modo molto Graduale. graduale, esatto. Lui punta innanzitutto allo studio delle forme antiche, che sono le forme base da cui poi si può partire per un'elaborazione più personale, più ricercata, ecco. Però, assolutamente lui pretende che si abbia una conoscenza della musica, della storia della musica, di base molto solida. Ecco, e da lì poi si può Certo, ha partire alla ragione. ricerca di uno stile proprio. Ha ragione. Allora a questo punto siamo all'ultimo brano da voi eseguito. Che cosa ci fate sentire? È il terzo tempo della sonata Undine, sempre dei Carl Reinecke. Ah, bene. Quindi sì. Allora sentiamo quest'altro brano interpretato dai nostri giovanissimi artisti, 2000-2002, l'anno di nascita, e quindi veramente mille u in bocca al lupo. Grazie. Sì.
Davvero molto bravi, bello, bellissimo questo brano che rientrerà poi nei vostri programmi di concerto, no? Questo sarà Sì, un assolutamente. Un cavallo di un cavallo di battaglia. battaglia, veramente molto bene eseguito, davvero, davvero bravi. Adesso vi faccio una domanda indiscreta, personale. Voi siete coppia anche nella vita? No. 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 È troppo indiscreta la domanda? No. No, 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 no. Amici e Siamo colleghi. buonissimi Amici e colleghi. amici Ecco, e colleghi. e forse è meglio, forse è meglio. Sì, Nella vita lavorativa anche meglio, ma poi noi musicisti siamo tutti particolari. Ma pensate poi di rimanere così come compagno di vita, sempre nel settore, di avere accanto un altro collega musicista, oppure magari avere completamente Allora io, per ora adesso da 1 anno e mezzo che sono, diciamo, sei accoppiata? sì, ho un moroso, il mio moroso che fa ingegneria meccanica, Ah, ecco, quindi quindi tutto l'opposto, tutto l'opposto. però mi sostiene sempre. Bene, bravo. Mentre tu Pietro, se non sono indiscreta? No, io non ho Sei nessuno. libero. Va bene, abbiamo così anche scherzato, perché è giusto, visto che questa è una chiacchierata più che Giusto. una trasmissione accademica e quindi ci stanno anche queste domande un po' così indiscrete e scherzose. Va bene, allora a questo punto penso che possiamo cominciare a salutare i nostri ospiti. Se volete salutare qualche collega, qualche professore, qualche persona che vi è particolarmente cara, avete i microfoni a vostra Beh, disposizione. io saluto la mia famiglia se mi sta seguendo, mia mamma e il mio papà e il mio nonno, che senza di lui io non avrei fatto quello che ho fatto con la Vedi, musica. ti ha sostenuto. Mio nonno sì, da quando ero bambina mi ha sempre portato a teatro, ascoltare la musica sinfonica classica, e quindi Sono preziosi i nonni. sì, molto, Molto. molto. Mentre tu Pietro, chi vuoi Ah, io salutare? saluto mia mamma, mio papà, mia sorella che mi staranno sicuramente sentendo e poi in particolare il mio caro amico Riccardo Dolci che credo sia in ascolto, con cui collaboro nel Duomo di Crema, lui come direttore di coro, io come organista. Quindi ecco, queste persone in particolare. Bene, allora io aggiungo che Crema è una città molto carina, una città da conoscere, anche lei è un po' emarginata, magari conoscono Cremone, non Crema, e invece mentre con Como non ci sono problemi. Voi avete il lago, Noi quindi sì. bene, io ringrazio anche tanto Natalia che è veramente preziosa altrettanto, quindi ai nostri amici di Radio Libertà, l'appuntamento con la musica classica ritorna sabato prossimo e sorpresa chi sarà l'ospite. Grazie Pietro Miragoli e Carlotta Martinelli Grazie a Sì, voi. grazie a e voi. buon ritorno nelle vostre reciproche città. Grazie, grazie. Avete ascoltato L'angolo della musica classica con Oretta Pierotti Chai. Arrivederci a sabato prossimo con La grande musica.